Per il 25° anniversario della scomparsa di Luciano Tajoli, che a lungo soggiornò in Versilia, esce un libro dal titolo Scrivimi, un viaggio musicale in 15 interviste nell'Italia del dopoguerra. Luciano Tajoli nacque a Milano nel 1920 e ci lasciò nel 1996. È stato un cantante e attore e nel 61 vinse il Festival di Sanremo in coppia con Betty Curtis con la canzone Al di là. Visse a lungo in Lucchesia e in Versilia al Lido di Camaiore. Protagonista della canzone italiana del dopoguerra insieme a Claudio Villa, Narciso Parigi, Luciano Virgili e Giorgio Consolini, nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Da assoluto autodidatta fu capace di sviluppare un modo di cantare notevole per timbro, espressività e il declamato chiarissimo. Tra le sue migliori interpretazioni si ricordano Mamma, Rosso di sera, Spazzacamino, Tango delle capinere e Scrivimi. Il musicista scrittore piemontese Stefano Paggioro, in occasione del 25° anniversario della scomparsa di Tajoli, ha pubblicato Scrivimi, che non è soltanto il ritornello di una famosa canzone italiana degli anni 30, ma una sorta di preghiera che la carrellata di cantanti presenti nelle pagine del libro sembra aver rivolto affinché qualcuno scrivesse di loro, perché potesse, anche se per poco, restituire a chi se la merita tutta quella voce che, modulata in dolci melodie, ha fatto sognare, innamorare, commuovere generazioni di ammiratori. Tu hai scritto un libro, Scrivimi, che cosa racconti? Questo libro è nato dall'idea di intervistare da parte mia questi artisti, che sono 15 protagonisti della canzone italiana, e ognuno di loro racconta l'atmosfera dell'epoca, racconta i successi, e Luciano Tajoli è un po' il cuore del libro, nel senso che ha una intervista che io gli feci negli anni 90 e poi c'è un capitolo conclusivo del libro che racchiude 33 testimonianze sull'artista e sull'uomo Luciano Tajoli. Lui ha vissuto a lungo anche in Versilia. Ha vissuto dal 52 a Monte Carlo di Lucca e dagli anni 70 al Lido di Camaiore.